15 ottobre, alle ore 11:45, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia si presentava al Palazzo dell'Eliseo per consegnare al Presidente della Repubblica francese una lettera personale indirizzatagli dal Presidente degli Stati Uniti. Signor Presidente della Repubblica, data l'eccezionale gravità delle circostanze, penso di dovermi rivolgere a lei direttamente e senza ricorrere alle comunicazioni diplomatiche in uso. In seguito alle rivelazioni di un importante membro dei servizi segreti sovietici che ha recentemente ottenuto il diritto d'asilo, ne stati informati dell'esistenza in Francia di una vasta rete spionistica al servizio dell'Unione Sovietica. Questi informatori appartengono alla cerchia dei dirigenti del vostro paese e ricoprono le più alte cariche, politiche, militari ed economiche. I miei servizi sono a sua disposizione per fornirle tutte quelle precisazioni che possano metterla in grado di neutralizzare questa minaccia alla sicurezza della Francia e di tutto il mondo libero. Il signor Presidente della Repubblica l'aspetta. Parigi, aeroporto di Orly, il 15 settembre alle 16:20. Partenza destinazione Mosca, volo numero 302, imbarco immediato, uscita numero 3. Departure to Moscow, flight number 302, immediate boarding, gate number 3. Grazie. Il signore e la signora Vlasov, volo 302 a Mosca. Uscita numero 3. Départ destination Agadir, vol Royal Air Maroc Air France 645. Embarquement immédiat, porte numéro 45. Departure to Agadir, Royal Air Maroc Air France flight 645. Immediate boarding, gate number 45. Départ à destination d'Istanbul, vol Turkish Airlines 982. Embarquement immédiat, porte numéro 30. Departure to Istanbul, Turkish Airlines flight 982. Immediate boarding, gate number 30. Una bottiglia di brandy, signorina. Subito. Grazie. Départ à destination de Rome, vol Air France 636. Embarquement immédiat, porte numéro 45. Departure to Rome, Air France flight 636. Immediate boarding, gate number 45. Partenza per Roma, volo Air France 636. Signor Vlasov, passeggero sul volo 302 con destinazione Mosca, è pregato di recarsi in sala di attesa numero 3 per imbarco immediato. Il signor Alexei Feodorovich, no, Fedorovich Vlasov, secondo consigliere dell'ambasciata sovietica. Sì, a Parigi. Domanda la nostra protezione. No, c'è anche sua moglie, è in sala d'attesa. Il signor Vlasov ha paura che sua moglie sia obbligata a partire di forza. Informiamo i nostri passeggeri che il volo 302 con destinazione Mosca è ritardato di un'ora. I passeggeri sono pregati di recarsi al bar.
Le consumazioni saranno offerte dalla compagnia. We inform the passengers that the flight 302 to Moscow will be delayed. Departure is expected in an hour. Passengers are required to proceed to the bar where refreshments will be served. Он шел в посадочную и вдруг бросился к двери полицию аэропорта. Тут, около. Я ничего не мог сделать. Да. Да. Хорошо, я попробую. Я же вам повторяю, он мне ничего не говорил, я ничего не знаю, как вы хотите. Devo chiederle di consegnarmi il suo passaporto, signora. Non abbia timori, sta arrivando un rappresentante del nostro Ministero degli Esteri. Anche il primo segretario di nostra ambasciata sta arrivando. Informiamo i nostri passeggeri che il volo 302 con destinazione Mosca è posposto di 2 ore per un ritardo dell'apparecchio in arrivo. Nell'attesa sarà servita la... We inform the passengers that the flight 302 to Moscow will be delayed due to the late arrival of the incoming aircraft. Lunch will be served. Darbo, direttore dell'aeroporto, il mio aiuto. I funzionari dell'ambasciata sovietica sono già in sala di riunione, se vuole seguirmi. Il comportamento del signor Vlasov sarebbe inspiegabile se non fosse per il suo stato di nervi. È un uomo affaticato. Era per ragioni di salute che rientrava a Mosca. Se il signor Vlasov desidera restare in Francia, abbiamo degli ottimi specialisti. Commissario Joss? Buongiorno, La commissario. signora Vlasov è di là. Noi protestiamo per quello che riguarda la signora Vlasov. Le è stato ritirato il passaporto diplomatico. È un vero sequestro. Forse lei ignora il significato di questa parola. Resta inteso che se la signora desidera lasciare la Francia, può farlo, in qualsiasi momento. Ed è quello che vogliamo chiederle, col suo permesso. Si accomodi, signora, la prego. No, la signora Vlasov. Si sieda, signora. Signora, lei desidera prendere quest'aereo per Mosca? Parli senza timore. Dov'è mio marito? Voglio vedere mio marito. Il signor Vlasov, per favore. Полковник Власов, еще есть время, одумайтесь. Вам я ничего не должен объяснять. Signori, vi prego caldamente di non parlare in russo. Ve ne prego. Алексей, что случилось? Что это значит? Что мне делать? Signora, devo chiederle ancora una volta di non parlare in russo. Tatiana, io non tornerò più a Mosca. Vieni con me, te lo chiedo. Non hai niente da temere. Saremo protetti. Ma e i ragazzi? Ivana ha 20 anni, Grigori 18. Sono degli uomini ormai. Io ritorno a Mosca. Ancora una volta le chiedo di portarmi all'ambasciata degli Stati Uniti. Ma certo, noi la porteremo dai suoi americani, lo sa anche lei. Ma mi stia a sentire, signor consigliere. Lei è il colonnello Vlasov del servizio segreto sovietico. Sono dei mesi che la sorvegliamo, deve capire. Non possiamo lasciarla così. Non siamo un'agenzia di viaggio, venite a prendermi or lì e lasciatemi all'ambasciata americana.
Deve darmi qualcosa. Un'informazione, una sola informazione ed è finita. Colonnello Vlasov, se non fosse per noi, lei sarebbe in viaggio per Mosca. Esatto, ho chiesto la vostra protezione. E adesso vi chiedo di accompagnarmi all'ambasciata degli Stati Uniti. Non parlerà. Signor direttore, abbiamo ancora 48 ore davanti. La notte scorsa avrà dormito poco. Non dormirà molto questa notte. Domani sarà più malleabile, creda a me. Sì? Qui Lefebvre. Mi scusi se la disturbo, signor Rettore, ma ho qualcuno da farle ascoltare. Sentiamo. Avanti, racconti la sua storia. Ma se l'ho appena fatto. E allora la ripeta. Comincia a dare le generalità. Mi chiamo Janine Santelli e sono commessa nella boutique del Duty Free di Orly. Stamattina verso le 11 è arrivato questo signore per comprare del brandy. Racconto tutto? Ma sì. Quando ho pagato mi ha fatto scivolare in mano 100 franchi con dentro piegato un pezzo di carta. E poi di colpo si è buttato come un pazzo nell'ufficio di polizia. Ecco. Le leggo il biglietto, signor direttore. Telefoni subito a 265 74 60. È l'ambasciata americana. E dica che Alexei Vlasov domanda il diritto di asilo agli Stati Uniti. Grazie. E la ragazza ha telefonato? Sì, signor direttore. Bene. Così è fatto. Lei non ha più le sue 48 ore. Tra poco ci arriveranno gli americani tra i piedi. A meno che lei non si sbagli d'ambasciata. Lasci fare a me. Tavel. Mano leggera, però. Mi dica solo i nomi dei francesi con i quali era in contatto e non se ne parla più. Ancora una volta la prego di accompagnarmi all'ambasciata degli Stati Uniti. Colonnello Vlasov, sono qui per portarla all'ambasciata. All'ambasciata sovietica. Non credo che avrete il coraggio di farlo. Aspetti e se ne accorgerà. Lei commette un errore professionale. Lo so. Sì, capisco perfettamente, signor Ministro. Ma mi permetto farle notare che gli affari esteri non hanno comprensione per le esigenze del nostro lavoro. Vlasov è una grossa carta. Sì, sì, certamente. Mi inchino, ma disapprovo. È un assassinio. No, un suicidio. Cosa volete sapere esattamente? Vabbè, mi sente? Dove si trova? Davanti all'ambasciata sovietica. Ritorni immediatamente. Ma signor direttore... Ho detto immediatamente.
Signor Vlasov, sono O'Brien, ambasciata americana. Mi ha chiamato 3 minuti troppo presto. Stava per sbraccare. Non avrebbe ottenuto granché, Tavel. Lo sa anche lei che la Francia non ha i soldi per pagarsi un transfuga. L'ambasciata degli Stati Uniti a Parigi, lunedì mattina 16 settembre 6:30. Direzione aeroporto militare. Niente da segnalare. Chiudo. Qui Lefebvre, 9:30, tutto bene. No, aerei in vista non ce ne sono. Siamo arrivati, signor Vlasov. Fuma americane? Ah, di solito fumo tabacco nero. Ci si abituerà. Il suo aereo parte tra mezz'ora. Arriverà all'aeroporto di Washington alle 2:30 ora locale. Faccia buon viaggio. Buona fortuna. Molte grazie. Alle 2:30 pomeridiane, ora locale, il colonnello Alexei Fedorovich Vlasov arrivò a Washington con un aereo speciale. Fu condotto immediatamente a Langley, a 20 minuti dalla Casa Bianca, dove si erge il complesso della Central Intelligence Agency, il servizio segreto americano. Ed è il più vasto edificio della capitale dopo il Pentagono. Si estende su una superficie di 50 ettari ed è costato ai contribuenti americani 40 milioni di dollari. Gli agenti al servizio della CIA all'estero sono all'incirca 200.000. Alla sede di Washington lavorano 10.000 persone. Ricercatori, esperti in elettronica, economisti, psicologi, scienziati atomici, chirurghi, dottori, piloti, specialisti in diritto islamico, in costruzioni navali cinesi, in politica, in metallurgia, in judo, in chimica, fisica e microfilms. 200.000 pubblicazioni comuniste al mese, comprese le più inoffensive, vengono tradotte in inglese.
le carte stradali, gli orari ferroviari, gli elenchi telefonici, i resoconti delle associazioni mediche o dei comitati scientifici forniscono un insieme di piccole informazioni che sono immediatamente classificate. Esperti di tutte le lingue ascoltano 24 ore su 24 le emissioni delle radio straniere per analizzare e vagliare le notizie più minuziose. Le macchine traduttrici alla velocità di 30.000 parole all'ora, il laboratorio specializzato in microfilm, gli apparecchi per stampare in facsimile, 40 milioni di cartelle perforate forniscono alla CIA lo schedario più completo del mondo. Per finire, una delle sue attività meno conosciuta e più segreta consiste nelle cosiddette operazioni di terza forza, operazioni che servono spesso ad aiutare i movimenti di liberazione di certi paesi, seminare la rivolta in certi altri e qualche volta abbattere un governo per sostituirlo con un altro. Il New York Times ha valutato il budget annuale della CIA a $1 miliardo, più di 600 miliardi di lire. Su questo immenso impero regna un uomo, Allen Davis, detto Mr. CIA, capo a potere assoluto di questo Stato nello Stato. È in questo edificio centrale che Alexei Fedorovich Vlasov doveva subire il suo primo test, quello della macchina della verità. Hai intenzione di dire tutta la verità? Sì. Quanti anni ha? 50. Sono nato l'11 luglio 1922 a Leningrado. Quando è arrivato a Washington? 3 giorni fa. Quando ha deciso di scegliere la libertà? La libertà è un concetto molto personale. Risponda alla domanda nei termini richiesti, signor Vlasov. Vuol bene ai suoi figli? Sì. Ha mai avuto rapporti sessuali con una minorenne? No. Ha mai desiderato di avere rapporti sessuali con una minorenne? No. Ha mai avuto rapporti sessuali con un uomo? No. Passiamo alla domanda 388. Fin qui ha sempre risposto sinceramente? Sì. No, non sempre sono stato completamente sincero, perché certe vostre domande sono stupide o oscene. Signor Vlasov, per favore, risponda sì o no soltanto. Lei ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti? Sì. L'ha fatto con l'intenzione di agire contro gli interessi degli Stati Uniti? No. La mia decisione non è diretta contro gli Stati Uniti, è diretta contro i tiranni che governano il mio paese. Io amo il mio paese. Ancora una volta, signor Vlasov, sì o no soltanto. Per favore. Da quanto tempo è sposato? 21 anni. Ha ancora rapporti sessuali con sua moglie? Date le circostanze sarebbe piuttosto difficile. Quando è stata l'ultima volta che ha avuto un rapporto sessuale con sua moglie? Mi stia bene a sentire. Sono il colonnello Vlasov del servizio segreto sovietico. Ho lasciato la mia famiglia, rischiato la vita, viaggiato per 8.000 chilometri perché ho delle rivelazioni importanti ed urgenti da fare al governo degli Stati Uniti. Non per venire a discutere la mia vita privata con un gruppo di maniaci sessuali a corto di trovate. Vogliamo continuare, Mr. Vlasov? Qual è l'ultima volta che è stato infedele a sua moglie? Già lo saprete di certo, ma ve lo posso confermare. 1 mese fa, con una vostra compatriota. Grazie. Mrs. Lee, do you speak English? Oh, molto male. Preferirei parlare italiano o in francese, se vuole. Bene. Signora Lee, lei è americana. Conto sulla sua lealtà. Mio marito è americano. Io sono italiana. Ma la cosa non ha importanza. Vi risponderò, dite pure. Signora, dove ha conosciuto il signor Vlasov?
È stato a Parigi a un ricevimento dell'ambasciata inglese. E chi gliel'ha presentato? Ma nessuno. Io l'ho guardato. Lui mi ha guardato. E siamo usciti insieme. Suo marito non c'era? Vede, mio marito, noi viviamo molto poco insieme. Ci capita di incontrarci di tanto in tanto. Dicevamo che è uscita con il signor Vlasov. E siete andati? Al mio hotel. E quale impressione le ha fatto? Una gran bella impressione. È il tipo d'uomo che diventa sempre più raro. Che peccato. Signora Lee, si tratta del colonnello Vlasov, uno degli esponenti più importanti dello spionaggio sovietico. Di tutte le cose che le ha detto, qualcuna potrebbe essere di importanza capitale per noi. No. Francamente non credo che potrebbero interessarmi. Ma mi dica un po', come fanno le vostre Matahari a letto? Amore, prima dimmi quante autoblindi avete di stanze in Siberia. Oppure, Ivan tesoro, parlami dei tuoi missili che ti faccio un trattamento speciale. La prego, signora Lee, non scherziamo. Non le ha parlato delle sue attività professionali? Sa che diciamo in Europa? Se vuoi sapere qualche cosa del lavoro di un uomo, chiedilo a sua moglie. Se vuoi sapere qualche cosa di sua moglie, chiedilo alla sua amante. Avrei dovuto sposarlo per rispondervi, ma io sono stata soltanto l'amante di una notte. E lei lo sa che cosa fa un uomo dopo aver fatto l'amore. Dorme, bello mio. Lei no. Potete cominciare, siamo pronti. Interrogatorio di Alexei Fedorovich Vlasov, concernente la sua missione a Praga il 25 agosto 1968, durante la rivolta cecoslovacca. Signor Vlasov, da chi ebbe ordine di recarsi a Praga? Dal colonnello Makarov, che all'epoca dirigeva la sezione Democrazie Popolari. In quale data esattamente ricevette l'ordine? Era l'ultima settimana di agosto del 1968, ma il giorno esatto non lo ricordo. Perché la scelta cadde su di lei? Avevo lavorato per diverso tempo con Mekishev, un esperto sulla Cecoslovacchia. Lei ha detto che il colonnello a quell'epoca? Precisamente. Signor Vlasov, è sicuro che il colonnello Makarov fosse a capo della sezione Democrazie Popolari nell'agosto dell'anno 1968? No, ha ragione. A quell'epoca era ancora Konerevsky. E allora come spiega che l'ordine di inviarla a Praga sia stato firmato da Makarov? Konerevsky era in vacanza in Crimea. Makarov lo rimpiazzava. Ci parli del suo viaggio a Praga. Non c'è molto da dire. Ho preso l'aereo a Damasco e sono arrivato a Praga. Volo diretto, signor Vlasov? No, ho cambiato aereo a Nicosia. Nessun altro scalo? Ha di nuovo ragione lei. L'aeroplano ha avuto un guasto al motore. Non so dirle bene cosa. Siamo atterrati a Sofia. Poi cos'è successo? Ho visto Dubrovin, che era a Praga dall'inizio della rivolta. Signor Vlasov, è proprio sicuro che si trattasse di Dubrovin? Assolutamente.
È venuto a prendermi e abbiamo lasciato l'aeroporto con la sua macchina. Nikolai Adrianovich Dubrovin. Ma no, cosa dice? Io sto parlando di Mikhail Andreevich Dubrovin. Ha esattamente 15 anni meno dell'altro. Scusi, signor Vlasov. Così Mikhail Andreevich Dubrovin è venuto a prenderla all'aeroporto. Continui. Mi ha messo al corrente sugli ultimi sviluppi. I nostri tanks avevano già ristabilito l'ordine. Restavano solo operazioni supplementari. Che cosa intende per operazioni supplementari? Spazzar via le ultime sacche di resistenza, ristabilire il socialismo democratico. Ma come? Ristabilire il socialismo democratico cecoslovacco con i carri armati russi? Sì, con gli stessi carri armati che avevano dato la libertà ai cecoslovacchi nel 1945, schiacciando le armate di Hitler. Signor Vlasov, secondo lei stavano ancora schiacciando le armate di Hitler nel 1968? Qualche volta la stessa medicina può guarire malattie diverse. Il problema della Cecoslovacchia nel 68 era soprattutto di ordine strategico. Si trattava della nuova frontiera del nostro socialismo. L'avevamo pagato con i 20 milioni di morti in guerra. Le faccio notare che anche voi avevate una nuova frontiera. E le vostre truppe alla Baia dei Porci dovevano difendere le vostre idee. Mi sembra tutto molto chiaro. Signor Vlasov, se la vostra nuova frontiera era così sacrosanta, che cosa fa qui oggi? Io sono qui a causa di Stefan Pavlovich Ivanov. Lasciate perdere i vostri congegni, non lo troverete lì. È un calzolaio. Lavora nel seminterrato del palazzo dove abito io a Mosca. Ha perso i suoi 2 figli in guerra, uno a Stalingrado e l'altro in un sottomarino. Una notte tornavo a casa molto tardi e ho visto una luce. Stefan stava riparando un paio di scarpe, piene di buchi, buone soltanto da bruciare. E mentre lo guardavo, mi sono reso conto di aver passato tutta la mia vita a plasmare, manipolare, purgare, trasformare degli uomini per farli diversi, migliori. Ma per Stefan 50 anni di rivoluzione non erano serviti a niente. Che cosa dovevo fare? Volendo oppormi a un sistema, dovevo lasciare la Russia. Per questo sono qui. Non ci sono dubbi, il nostro amico Vlasov mente. La domanda chiave è la numero 390, riguardo le sue vere intenzioni verso gli Stati Uniti. L'ha fatto con l'intenzione di agire contro gli interessi degli Stati Uniti? No. La mia decisione non è diretta contro gli Stati Uniti, è diretta contro i tiranni che governano il mio paese. È qui che ha mentito. Ok, siamo pronti. Vlasov ha mentito. Non è stato l'amore per la Santa Russia a portarlo qui a Washington, né la pietà per il suo povero calzolaio comunista. Le vere ragioni sono molto diverse. Mosca, 1 maggio 1964. Nella Piazza Rossa la folla applaude l'annuale parata militare. Nikita Khrushchev prende posto nel palco d'onore, circondato dallo Stato Maggiore dell'Esercito e dai maggiori esponenti del Partito Comunista. Secondo il più rigoroso protocollo, il maresciallo Rodion Malinowski, ministro sovietico della difesa,
È l'ultimo ad arrivare sul palco. Possiamo riconoscere il maresciallo Gretschko, Voroshilov, il maresciallo Malinowski, Khrushchev, il primo ministro della Germania orientale Willy Stock, Suslov, Brezhnev, il ministro degli affari culturali Katarina Fursteva, Ivan Kiglov, Nikolai Kamenkev, Tavashine, Nijensky, Kirov, il colonnello Alexei Feodorovich Vlasov e Rybovsky. Kirov faceva parte dello staff di Khrushchev già da 15 anni. Quando Vlasov sposa sua sorella Tatiana e dà inizio alla scalata alle alte cariche del partito. Un'ascesa pur sempre giustificata dalla sua abilità e intelligenza. Con i potentati sul palco ha inizio la parata. Gli studenti dell'Accademia Militare Frenzel. Il saluto di Voroshilov, Malinowski e Khrushchev. L'Accademia Politica Lenin dell'esercito sovietico. Brezhnev, la Fursteva e Mikoyan assistono alla sfilata. I marinai della flotta del Baltico in rappresentanza della Marina sovietica. I carri armati. Abbiamo tagliato il film perché la parata militare dura alcune ore. Al centro il maresciallo Simen Budieni. La sfilata della gioventù moscovita che terminerà nel saggio ginnico. È interessante notare che i cameraman sovietici, senza dubbio seguendo ordini precisi, riprendono immancabilmente Vlasov per Kirov e anche per Vlasov. Vediamo Vlasov diventare sempre più importante tra gli esponenti del gruppo di Khrushchev. Quel gruppo che i rivali di Khrushchev accuseranno più tardi di culto della personalità. Tutto questo era il 1° maggio del 64. Pochi mesi più tardi, in ottobre, Khrushchev è deposto ed è rimpiazzato da Brezhnev. Guardate con attenzione questo documentario sul congresso del Partito Comunista. Questa volta è Brezhnev che presiede gli alti ufficiali e il suo gruppo sul palco. È inutile che cerchiate Kirov. È finito nei rifiuti assieme a Khrushchev. Товарищи делегаты, дорогие гости, товарищи, наши возможности неисчерпаемы. Naturalmente, il nostro amico Vlasov è rimasto anche lui senza il suo posto al sole. Lo potete intravedere in fondo al salone, una faccia tra la folla come tante altre. Ed è tornato nei suoi panni di colonnello dell'esercito. Era il principio della fine. Nel 66 è assegnato all'ambasciata sovietica di Ankara con le vaghe funzioni di attaché culturale. Ed è qui che per la prima volta mettiamo gli occhi su Vlasov, grazie al nostro collega, il signor Philip Boyle dell'Intelligence Service. Prego. Grazie infinite. Sì, allora... Dunque, io l'ho conosciuto durante il mio servizio in Turchia. Mi è sembrato subito che valesse la pena di coltivarlo. C'era qualcosa di vulnerabile in lui. Comunque io ho fatto in modo di vederlo qualche volta senza mai parlare di niente.
Era una compagnia piacevole. Chiaramente un uomo deluso, amareggiato. Sì, quello si capiva subito. Però senza per questo dover concludere che la sua base comunista di fondo avesse cominciato ad incrinarsi. Era un uomo da curare. Ad ogni modo, per il momento la cosa migliore era aspettare che il frutto venisse giù dal pero, come si suol dire. E così ho passato le informazioni a voi, con in più questa foto tipo vacanza. E questo è più o meno tutto. Grazie. Dopo Ankara, ritorna a Mosca per 3 anni. Poi è inviato a Parigi come secondo segretario di ambasciata. Fin dai tempi di Ankara, la sua vita privata fa acqua da tutte le parti. In Francia, il colonnello si diverte e per un po' lo lasciano fare. Ma dopo questa, cade la scure e lo richiamano a Mosca. 50 anni passati e è un uomo in disgrazia. Dovrà ritirarsi come colonnello, senza contare che a Mosca potrebbe aspettarlo qualche brutta sorpresa. E da quello che ha visto in Occidente, la vita sembra più libera, più facile, più adatta ai gusti di un colonnello a riposo. Allora diserta. Signori, queste sono le vere ragioni per cui il colonnello Vlasov oggi è tra noi. Grazie. Secondo me il nostro amico Vlasov è un bugiardo matricolato. Ma certo, sarei preoccupato se non lo fosse. E in questa ragione. È uguale agli altri, una certa paranoia di fondo, ma nel nostro mestiere ce l'hanno tutti. Vuole poter vivere con se stesso, anche se vorrà dire vivere con un traditore. Cosa vi aspettavate che dicesse? Così un'altra volta quegli idioti imparano a non farmi generale? No, gli serviva qualcosa di più nobile. E così tira fuori la balla dei tiranni e del povero calzolaio. Come balle non sono neanche male, balle oneste. Parte stanotte? Sì, ma aspettano a Londra domani. Ad ogni modo, mi tenga informato. Certo, se racconta qualcosa sarete i primi a saperlo. Non ci dimentichiamo di Ankara. Sono Allen Davis. Lo so. Signor Vlasov, per i prossimi 6 mesi lei sarà nostro ospite. Naturalmente faremo di tutto per rendere gradevole il suo soggiorno. Grazie. Ok. Mi chiamo Kate Cross. Ah, sì. Sono qui per farle compagnia. Guarda, guarda. Posso farle da governante, segretaria, amica. Decida lei. E quanto le danno per questo servizio? Tutto a fare. Molto. Mi sistemo qui con lei o vado nella stanza degli ospiti?
Forse è meglio che si metta nella stanza degli ospiti. Senta, se lei volesse cambiare governante, non è un problema, non mi offendo. Oh, neanche per sogno. Lei è perfetta come governante, come tutto. E in circostanze diverse posso assicurarle che mi sarei leccato i baffi. Ma allora perché? Non mi è mai piaciuto esibirmi in pubblico. L'Unione Sovietica, con il suo blocco di satelliti, costituisce una perenne e potente minaccia alla sicurezza dell'Occidente. Per proteggervi avete costruito un baluardo, vale a dire un'alleanza militare tra le 14 nazioni sotto il vostro controllo. Questa alleanza si chiama NATO ed ha avuto un ruolo nella coesistenza pacifica internazionale, fin qui benissimo. Ma io sono qui per dirvi che se non agirete presto, molto presto, tra 2 anni non ci sarà più NATO. Siete minati dalle spie. Tutte le decisioni NATO a carattere top secret erano sul mio tavolo di lavoro prima ancora che sul vostro. E questo era possibile perché i nostri informatori sono tutti esponenti ad alto livello ed esponenti della NATO. Ha i nomi? Quasi tutti. Tutti fuorché in Inghilterra. Niente di preciso in Inghilterra. Per la Francia, che anche se ha lasciato la NATO è pur sempre la chiave della difesa europea, ho 2 nomi e prove tangibili per sostenerlo. Il vostro punto più debole è la Germania Ovest. E qui posso fare diversi nomi. Nei paraggi di Monaco di Baviera, il 5 ottobre alle 7. Steine! Das Pferd ist ja nicht allein zurückgekommen.
Devo metterla al corrente che mi sono preso la libertà di avvertire il mio governo a Bonn del suo progettato incontro con il generale von Streilitz. Che cosa? Ma come? Io interrompo tutti i messaggi NATO in codice per 2 giorni. Le mando un incaricato speciale per aiutarla a organizzare questo incontro nel più assoluto segreto e lei racconta tutto ai suoi capi di Bonn. Non potevo evitarlo. Lei è a capo della CIA, viene qui per un incontro segreto con il generale von Streilitz, comandante in capo delle forze di difesa tedesche, e non posso assumermene da solo la responsabilità. E allora, quando li vedrà, potrà dirgli anche che il loro generale von Streilitz è un agente sovietico. Legga, la prego. Vlasov. Davis. Dopo 40 anni che lavoro nello spionaggio, ho imparato ad aspettarmi di tutto. Ma il generale von Streilitz, Horst Felsen, il mio braccio destro da 10 anni. No, questo non posso crederlo. Suicidio. Forse la soluzione migliore. Non ci sarà scandalo. Ecco, bravo. Niente scandalo. Ma non è finita qui. Con Felsen come la mettete? Felsen è in vacanza. Sul Koenigsee in Germania, l'8 ottobre, ore 8:30. Kinder, kommt frühstücken. Ja, komm schon. Papi!
Il corpo di Horst Felsen fu ripescato nella giornata del 9 ottobre. Londra, il 10 ottobre, 11:30. Grazie. Philip, come va? Scusa il ritardo. Non ti preoccupare, siedi. Il traffico era impossibile. Londra si fa più difficile ogni giorno che passa. Bevi qualcosa? Ah, sì. Un martini molto secco. Per me è ancora uno Shirley. Da quanto dura questo tempo? Una settimana, ma è meglio della nebbia. Com'è andato il viaggio? Non male, sono partito tardi. Domani devo essere di ritorno a Washington. Domani? Sì. Non capisco come ce la fai. Per conto mio preferisco la nave o il treno. Più vecchio stile, più elegante. Sono io che li faccio scappare. No, è un'usanza inglese. La chiamano discrezione. Non è di buon gusto stare a sentire quello che dice la gente NSA, soprattutto se fa parte dello stesso club. Ma vuoi dire che sanno cosa fai? No. Sanno soltanto che Alfred Boyle era mio padre, Sir Francis mio nonno, e che il nostro stemma si fregia di cappa e spada. Ah. Eccoci qua. Salute. Salute. E allora il nostro amico Vlasov come sta? In gran forma, si parla addosso. Ecco una buona notizia. Aspetta prima di sapere cosa ha detto, poi mi dirai se è una buona notizia. Insomma, è cattiva. Sono appena tornato dalla Germania. Disastro generale. Anche i francesi non possono lamentarsi, malgrado il fatto che loro stanno al di fuori. Forse dovremmo ringraziarli per aver ritirato dalla NATO le loro spie, assieme a tutto il resto. Ce la siamo cavata con una lettera personale da parte del Presidente. Edificante. Sì, ma io con i francesi cercherei di andarci piano. Noi e loro siamo legati a filo doppio. Sono d'accordo anch'io che se deve scoppiare un bubone meglio, ma i nostri panni sporchi ci è sempre piaciuto lavarli in casa. Ad ogni modo, andiamo a colazione? Philip? Allora dovete cominciare a far bucato. A far bucato? Ci sono anche dei nostri. Foreign Office. Jonathan Lane e George Berger. Monaco, 15 ottobre, alle 10. Wir harren auf Licht, siehe, so ist's finster. Auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkeln. Wir tasten wie die Blinden entlang einer Mauer und sind im Düstern wie die Toten. Lasset uns nun beten für diese 8 Männer, die ihr Dienst fürs Vaterland im gleichen Flugzeug zusammengeführt und die der göttliche Wille im gleichen Tod vereint hatten. Diethard von der Mark, Olaf Deisenhofen, Otto von Diersching, Wilhelm Friedrich Ludinger, Michael Darenhaupt, Hans-Georg Lindequist,
Theodor Siegenhardt, Horst Felden. Buongiorno, Berton. Buongiorno. Povero Felsen. Anche un funerale in società gli è toccato. Conosceva la sua famiglia? Sì, ha passato da loro il weekend qualche volta. Stanno in uno chalet sul lago. Un bel posto dove riposare in pace. Mi sembra che come battuta sia un po' pesante. Che cosa vuol dire? Solo questo. Felsen è annegato in quel lago. E aiutato da qualcuno anche. I nostri tedeschi ce l'hanno messa tutta per evitare lo scandalo. Felsen. Un agente sovietico. Heute ist unser Vaterland in Trauer. Ma cos'è questa mascherata? Verloren hat, die zu seinen treuesten Dienern zählt. Un aereo militare precipita. Un incidente come tanti altri. 7 morti. Ci si aggiunge Felsen. 8 bare. Niente scandalo. Felsen era sulla lista di Vlasov. Lo vede che è stata una sciocchezza lasciare la NATO. Adesso nessuno vi tiene più al corrente. Sì, era sulla lista. Io vedo 3 possibilità. Una, Felsen smascherato si sopprime. 2, Felsen è fatto fuori dai tedeschi per soffocare lo scandalo. 3, Felsen è liquidato dai russi per impedirgli di parlare. Sì, Vlasov ci ha reso un gran bel servizio a tutti. Io comincio a vedere dei Felsen un po' dappertutto. Anche da voi? Al Foreign Office. Già, Lane e Berger. Ho paura di essere stato indiscreto. Se lo tenga per lei, non ci siamo ancora mossi. Facciamo conto di applicare il mercato comune anche ai servizi segreti. Come vanno le cose da voi? Sono convocato all'Eliseo per le 4 di oggi pomeriggio. I nomi mi saranno fatti dal Presidente in persona. Il fior dei servizi segreti è venuto a dare l'ultima fiutata al cadavere di Felsen. Pensi, se adesso cadesse una bomba, per quanto tempo sarebbe fuori combattimento il nostro spionaggio? 20 anni? Parigi, Eliseo, Presidenza della Repubblica. 15 ottobre, ore 15:30. Il signor Presidente della Repubblica l'aspetta.
Questi sono i 2 regali di Vlasov, caro Tavel. Il governo mi ha incaricato di occuparmi dell'andamento dell'azienda almeno fino alla fine dell'inchiesta sul caso Berton. Questo per dirle che la mia presenza qui è provvisoria, che naturalmente conto su di lei. Adesso le faccio ascoltare Berton. De Waal si occupa del rapporto tecnico sulle trasmissioni dei nostri sommergibili atomici. Ci è stata di grande utilità la sua notizia sulle forniture di armi in Africa e affari di Ebel? Tra una settimana. Benissimo. Per il prossimo appuntamento Sirius si metterà in contatto con lei. Non è stupefacente? Neanche tanto. È l'ultimo atto. Il primo è qui dentro. Sotto l'occupazione tedesca dal 42 al 44, Lucien Berton lavora per la propaganda nazista. Alla liberazione processo. Già dalla seconda udienza, voce generale, non ha più scampo. All'ultimo momento, Berton tira fuori il testimone miracolo, Grybowski, che dichiara: signor Presidente, l'accusato faceva parte dei miei uomini e tutto quello che ha fatto è stato per la Resistenza. Poi, 3 anni dopo, si scopre che Grybowski era un agente sovietico. Conclusione? Signor Direttore, se lei fosse Grybowski, cosa avrebbe detto a Berton? Io ti salvo, ma tu lavori per me. Le faccio notare che quando Vlasov è passato per le nostre mani, è stato Berton a suggerirmi di portarlo davanti all'ambasciata sovietica per farlo parlare. Cosa ne pensa, signor Direttore? Io penso che in fondo il posto di Berton se l'è preso lei. Signor Direttore, tanto per evitare malintesi sul mio comportamento in questa vicenda, vorrei dirle alcune cose sul mio conto. Io sono sposato ormai da 23 anni e ho 4 figli, un matrimonio senza storie perfettamente riuscito. Mia moglie viene dalla campagna. È figlia di un viticoltore di Bordeaux. Per questi 23 anni da brava donna di famiglia si è occupata solo della casa e dei suoi 4 figli e non sa niente, le ripeto niente, di servizi segreti e affini. Dunque, se oggi lei mi convocasse nel suo ufficio per dirmi: Tavel, sua moglie è un agente sovietico da 23 anni, le risponderei immediatamente e senza esitazione: possibilissimo, signor Direttore. E soltanto dopo i risultati dell'inchiesta, nel caso fosse totalmente negativa, mi permetterei di pensare che doveva essere impensabile che si potesse sospettare mia moglie. Quando mi hanno fatto scegliere tra la prefettura di Saint-Lô e la riorganizzazione di questo servizio, avrei dovuto scegliere Saint-Lô. Ecco. Vada pure, Tavel. L'aspetta un sacco di lavoro.
Buongiorno. Commissaria divisionale Tavel. La ringrazio di essere venuto, signor Deval. Si immagini, ma avevo appuntamento con il signor de Becourt. Il signor de Becourt la riceverà tra qualche istante. Siamo desolati di doverle imporre questa prova. Quale prova? Una cosa molto breve, se vuole prendere posto. Signor Deval, preferisco lasciarla sola. La vedrò appena sarà finito. Incomincia pure. Il signor de Becourt ci aspetta. Avanti. Si accomodi, la prego. Signor Deval, tengo a dirle subito che se lei non fosse uno dei nostri più alti funzionari della difesa, la vita privata di sua figlia non ci riguarderebbe e i nostri colleghi tedeschi non ci avrebbero fatto avere il film che ha appena visto. 2 anni fa i vostri colleghi, come dice lei, hanno cercato di ricattarmi in modo ignobile. Sua figlia, signor Deval, sceglie di fare queste cose ad Amburgo, dando ai tedeschi la possibilità di ricattare lei, che è il numero 3 della nostra difesa nazionale. Io avrei fatto lo stesso. Ed è stato allora, signor Deval, che ha chiesto l'aiuto di Berton. È vero? Sì, lo conoscevo. È naturale, no? È meno naturale forse che lei l'abbia contattato su un piano privato. Perché a noi non è mai risultato alcun intervento. Ma cosa avreste fatto al mio posto? Una conferenza stampa? Berton mi promette di soffocare la storia e ci riesce. Era l'ideale per voi. E anche per me. Sì, adesso ce ne rendiamo conto. Berton interviene con Felsen, che aveva montato l'affare contro di lei, e la storia finisce lì. Berton e Felsen erano legati a filo doppio. Sì, e allora? Allora, che cosa le ha chiesto Berton in cambio? Berton? Ma niente, assolutamente, scherzate? Fatelo venire qui a parlarmi. Deval si occupa del rapporto tecnico sulle trasmissioni dei nostri sommergibili atomici. Ci è stata di grande utilità la sua notizia sulle forniture di armi in Africa. E affari di Ebel? Tra una settimana. Come tutti i francesi, come tutti i piloti provetti, come tutti quelli che tengono alla propria sicurezza, fornite la vostra vettura degli extra fari Alba. Non dimenticate, Alba, tutta una gamma di proiettori tipo 40 in larghezza, tipo 59 per autostrada. Alba è la sicurezza. Perché la vostra moquette rimanga soffice, perché non perda il suo splendore, pulitela con Clean R2. Clean R2 pulisce a secco e ravviva i colori. Clean R2 perché la vostra moquette sia nuova in eterno. Clean R2 in vendita in tutte le drogherie.
Sono le 9:30. Qui Europa 1. Vi trasmettiamo il dibattito Europa Sera, presentato da Georges Leroy. Buonasera a tutti. Questa sera è nostro ospite Lucien Berton, direttore del centro spionaggio francese, l'uomo dell'affare Berton. L'uomo la cui professione era di tacere esce dall'ombra per rispondere alle vostre domande. Chiamate il numero 9001 e dopo pochi istanti sarà lui a rispondervi. Mi metto in contatto con il nostro centralino perché so che abbiamo già molte chiamate. 551-8798? Il signor arriverà? Resti in linea, tocca a lei. Sì, d'accordo. Signor Berton, secondo lei tutto quello che le sta succedendo è una vendetta politica? Ma non mi sta succedendo niente. Credevo che l'avessero sospeso dai suoi incarichi. È inesatto. Non sono stato fino ad oggi oggetto di alcuna sanzione amministrativa. Va bene. Allora vorrei formulare la mia domanda in un altro modo. Lei partecipa a questa trasmissione con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno? Niente le impedisce di chiamare Anjou 2830 e fare la sua domanda direttamente al Ministro. Non ne vale la pena. Mi ha già risposto lei. Grazie. Siamo qui per rispondere. C'è un'altra comunicazione? Tocca a lei adesso, parli. Signor Berton, lei ha vissuto a Lione ad un certo momento della sua vita? Sì. Non è stato durante la guerra d'Algeria? Esatto. Era lei che faceva gli interrogatori? Esatto. Mi chiamo Yassed Sliman. Sì. Quando sono uscito dal suo ufficio, ho dovuto farmi ricoverare all'ospedale. Si ricorda di me? No, non mi sembra. Da allora sono passati 15 anni. Invece io di lei mi ricordo benissimo. E questa non è una domanda. Non ha una domanda da fare al signor Berton? No, non ho domande. Pronto? Signor Berger Jean-Pierre, Rue Grenelle 178, Parigi. La domanda che lei vuol fare a Lucien Berton è la seguente. Come mai l'aereo supersonico russo è così stranamente somigliante al nostro Concorde? È esatto? Bene, signor Berger. Resti in linea. Tra poco tocca a lei. Sta a lei, signor Berger, parli. Signor Berton, lei non è stato accusato di collaborazionismo durante l'occupazione? Ma che schifoso. Dal momento che lei ha un ricordo così preciso dell'atto d'accusa, immagino che ricorderà anche il verdetto. Sono stato assolto. L'uomo che ha testimoniato in suo favore e che l'ha fatto assolvere era un certo Gribowski. Non era un agente sovietico? L'unica cosa che sapevo di lui allora era che ci battevamo insieme contro la Germania di Hitler. Un'altra domanda? Pronto, pronto? Sì, stiamo ascoltando, faccia la sua domanda. Anche lei ha in bocca un dente cavo con dentro del veleno per uccidersi, se caso me lo prendono. Signore, le dispiacerebbe dirci il suo nome? Fontanet-Marc, 10 anni, Cité de Rose, Nizza. Caro signor Fontanet-Marc, anche a costo di deluderla, devo confessarle che tutti i miei denti sono veri e neanche uno è avvelenato. Ma la sua domanda è lo stesso pertinente, in quanto può succedere che un agente in missione, soprattutto in tempo di guerra, si faccia mettere un dente finto contenente del cianuro. Grazie. Un'altra domanda? Potrei fare una domanda indiscreta al signor Berton? Faccia pure, signora. Signor Berton, quanto guadagna al mese? Non è una domanda indiscreta, sono un funzionario pagato secondo l'anzianità di servizio e il mio stipendio è di 9.900 franchi al mese. La ringrazio. È tutto quello che volevo sapere. Si può chiedere a Monsieur Berton come con 9.000 franchi al mese ha potuto comprarsi una proprietà nell'Yvelines che vale per lo meno 200 milioni? Esiste una scuola di spionaggio? Monsieur Berton, quanto paghiamo la polizia? Ci sono gli ufficiali, la polizia segreta, i detective privati, i metropolitani. Pronto? È vero che i servizi segreti proteggono i trafficanti di droga e in cambio danno informazioni? La mia domanda è molto semplice. Monsieur Berton ha avuto parte nell'affare Ben Barkat?
Signor Berton, lei è al corrente di un'epidemia di suicidi che in questo momento sta imperversando in Germania. Sono arrivati a 7 e non si fa che parlare di tradimento. Secondo lei i suicidi tedeschi sono collegati a quello che succede qui da noi? Volendo parlare chiaro, hanno un rapporto con la sua storia? Tutto quello che posso dirle è che non ho nessuna intenzione di suicidarmi. Per quello che succede in Germania si arrangeranno i tedeschi. Questo è tutto quello che posso dirle a proposito dell'affare Ben Barka, almeno per quello che riguarda me. Ed ora, signor Berton, col suo permesso, un piccolo intervallo pubblicitario, dopodiché riprenderemo le nostre conversazioni telefoniche. Domani mattina nel vostro caffè latte Galor. E perché? Perché Galor è il buon latte concentrato, senza zucchero. Perché Galor è il latte di qualità, il solo col quale otterrete il miglior caffè latte del mondo. Per tornare a scoprire il caffè latte, Galor. Dopo questa pagina di pubblicità, signor Berton, riprendiamo la nostra conversazione. Domanda seguente. Signor Berton, una domanda diretta. Ha dei contatti personali con agenti dell'Est? Ma certamente, tutte le volte che ne arresto uno. Signor Berton, il nostro prossimo interlocutore, il suo prossimo interlocutore, sarà Gilles Delarue, nostro corrispondente permanente da Londra. Diciamo subito che le nostre telescriventi hanno appena ricevuto una notizia, per cui questa sera la attualità si confonde con il nostro dibattito. Passatemi Londra, Gilles Delarue. Dunque ci siamo. Dopo i suicidi tedeschi, dopo quello che ormai si è deciso di chiamare l'affare Berton in Francia, anche per l'Inghilterra è venuto il turno di uno scandalo di spionaggio. La bomba è scoppiata questa sera. 2 alti funzionari del Foreign Office, Berger e Lane, sono passati all'est. L'Intelligence Service sta indagando attivamente per scoprire in quale modo abbiano potuto raggiungere Mosca. È probabile che gran parte dell'inchiesta si svolga a Parigi, in quanto gli ambienti autorizzati lasciano intendere che solo l'Intelligence Service e un agente segreto francese erano al corrente dei sospetti che pesavano su Berger e Lane. Il loro arresto era imminente. Chi li ha avvertiti in tempo? È la domanda che stasera qui tutti si fanno. Qui è Gilles Delarue che vi parla da Londra per Europa 1. Allora, signor Berton, la mia domanda sarà brevissima. Che cosa ne pensa? Cosa vuole che ne pensi? Se le vostre informazioni sono esatte. Ne dubita? No, non volevo dire questo. Ma insomma ci dicono che Berger e Lane sono stati avvertiti da un agente segreto francese o da un membro dell'Intelligence Service. Questo vuol dire qualche migliaio di persone sospette, no? Per cui è meglio aspettare i risultati dell'inchiesta. Giustissimo. E allora, signor Berton, io spero di riaverla qui al nostro microfono per commentare i risultati di questa inchiesta. Era l'ultima domanda, perché ormai abbiamo già oltrepassato il nostro tempo. Vi ricordo che domani sera riceveremo il presidente direttore generale della Matra, che ci parlerà in diretta di auto, Formula 1, 24 ore di Le Mans. Signor Berton, non mi resta che ringraziarla di essere venuto al nostro Europa 1. Buonasera a tutti e a domani. Mi sembra sia andata benissimo, molto vivo, mosso, un gran successo. Direi anch'io, la ringrazio. George? Sì, vengo. Signor Berton, dobbiamo bere qualcosa insieme, eh? Il mio ufficio è di sopra. Non mancherò. Lucien. C'eri anche tu. È tutto il giorno che cerco di chiamare. Non rispondeva nessuno. Sono convocata domani mattina al tuo reparto. Cosa credi che vogliano da me? Oh, vorranno che gli parli di me. Come vivevo, la gente che vedevo. Se sei stata la mia amante, sarà più semplice dirgli la verità.
No, quello non posso, Lucy. Mio marito divorzierebbe. Sì. Senti, sono 5 anni che non ci vediamo più. Gli dirò che ci siamo conosciuti. No, lo sanno. Sanno tutto. Ma non ti preoccupare. Resterà tutto negli schedari. La convocazione è a nome mio e di mio marito. Devo andarci con lui. Lucy, se non fai qualcosa la mia vita è rovinata. Ma cosa vuoi che faccia? Non lo vedi come sono ridotto? Lucy, era vera la storia dell'algerino? Ecco, sta rientrando adesso, avvisate De Cournot. Certo che con quello ha poco da fare lo spiritoso. Qui De Cournot. Va bene. Sì, abbiamo finito. Certo che con quello ha poco da fare lo spiritoso. Qui De Cournot. Va bene. Sì, abbiamo finito. Pronto? Sì, sono io. No, meglio non parlare. Mi dia un numero dove possa richiamarla. Benissimo. Richiamo tra poco. Sì? Pronto? Il numero sorvegliato ha appena ricevuto una comunicazione in inglese. No, ma l'abbonato deve sentirsi sorvegliato. Ha interrotto subito la conversazione. Deve richiamare al numero 833 0509. Pronto, prefettura? A quale indirizzo corrisponde l'833-0509? Sì, faccia presto, è urgente. Buonasera, signor Buonasera. Berton. L'abbiamo appena sentito. Bravo, interessante. Grazie. Il mio telefono è bloccato. Le dispiace se chiamo dal suo? Ma certo, si accomodi. Grazie. Buonasera, signora. Buonasera. Bene, grazie.
Il numero è l'aeroporto di Bourget. È lontano, arriveremo troppo tardi. Pronto? Pronto, Lefebvre? Ha contattato ora qualcuno, c'è aria di appuntamento, non lo faccia scappare. Ci penso io. Polizia. Mi metto in comunicazione con la vostra centrale. Ma scusi, Io non posso. Faccia come le dico e subito. Pronto, qui Z4. Sì, dica pure. Ho qui un cliente della polizia che vuole parlarvi. Pronto? Mi stia a sentire. Sul ponte Bir Hakeim. In direzione Bir Hakeim, passi. Sì, sì, ho capito bene. Ponte Bir Hakeim, direzione Bir Hakeim Passy. Motore acceso, pronto a partire. Dica, non sarà mica uno scherzo. Faccia come le dico. E controlli che gli sportelli dietro non siano bloccati. È appena salito in un taxi in direzione di marcia opposta. Quale società? G7. Mi chiami la G7. Pronto? Pronto, signorina, è la polizia. Beh, è la vostra giornata. Non avete più macchine? Chiami immediatamente l'autista che ha imbarcato un cliente al ponte Bir Hakeim. Sì, ho capito. Resti in linea. Pronto? Z6? 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 Deve aver staccato il ricevitore. Lo fanno spesso, sa? Insista, signorina. È quello che faccio. Z6? Z6? E che cosa gli chiedo? Dove sta andando? Ma lo faccia con discrezione. Si rimetterà in ascolto alla fine della corsa. Z6? Z6? Mi dica, era un falso poliziotto. Quasi. Insista, signorina. Z6? Z6? Z6 in ascolto. Ah, finalmente. Dica, dove sta andando? Sono libero. Ho appena lasciato un cliente davanti alla sua macchina. Eccolo qui che parte. Grazie, signorina. Per stasera è andata persa. Buonasera, Berton. Buonasera. L'abbiamo un po' sacrificata in questa storia, Berton. Mi dispiace. Comincio a capirlo stasera. Vlasov denuncia Berger e Lane.
Lei vuole avvertirli, ma senza che i sospetti cadano su di lei. Allora mi fa i loro nomi ai funerali di Felsen. Così siamo in due a saperlo. Sì, ma nella situazione in cui si trova è evidente che non sono stato io, ma lei. Da quanto tempo lavora per i russi? Oh, beh, 30 anni. Il figlio di Sir Alfred. Bel traditore. Oh, per favore. Lasciamo la parola tradimento per gente come Vlasov, non per me. Io sono marxista da quando avevo 19 anni. È una lunga fedeltà. Perché ha voluto vedermi? Per offrirle una via d'uscita. La medesima di Berger e Lane? Sì, la medesima. Io non andrò a Mosca. Ma non può restare qui. Avrebbe l'ergastolo. A lei farebbe comodo, è chiaro. Berton scappa in Russia, quindi è colpevole. Invece resto. Diciamo che è fedeltà a me stesso. Come si dice? Think it over. Ci rifletta. Ho capito. Ci rifletta. Washington, Langley, 15 marzo, 16:30. Hanno preso Berton con un passaporto falso. È andato a sbattere con la macchina mentre cercava di scappare. Insomma, non so cosa avremmo fatto senza di lei, Vlasov. La Germania ripulita da 13 suicidi. Berton e Deval sotto processo in Francia. Lane e Berger smascherati in Inghilterra. Chi? Jonathan Lane e George Berger, Foreign Office. Non avevo inglesi sulla mia lista. No, erano sulla mia. Ma non avevo le giuste prove da dare al Foreign Office. Così ho approfittato di lei e li ho messi sulla lista tirando a indovinare. Avevo ragione io, infatti. L'hanno saputo subito e sono scappati a Mosca. E senza le maglie di lana. Davis. Ok, vengo subito. Perché non viene con me? La potrà interessare. Adesso che ho completato la lista, devo sempre restare qui? 6 mesi tagliati fuori dal mondo sono lunghi per tutti. Oggi la lasciamo andare. Ma prima vorrei che dessi un'occhiata a dove lavoriamo. Questo è il nostro laboratorio di spettroanalisi. Il vostro nuovo bombardiere. Sapevamo tutto fuorché l'elemento chiave, l'autonomia.
Siamo rimasti bloccati per un anno. Poi finalmente ci è capitato tra le mani questo. È l'attaccapanni in dotazione sui vostri aerei di linea turistica. Un giorno scopriamo che gli scarti metallici, gli scarti del vostro bombardiere, voglio dire, vengono fusi di nuovo per fare questi attaccapanni. I nostri ragazzi riescono a determinare la composizione della lega metallica e così arrivano a calcolare il peso dell'aeroplano e la sua autonomia a carico pieno. Qui è dove ci diamo da fare con suoni e luci. Ce l'avrete anche in Russia uno come questo? Probabilmente. Che cos'è? Noi lo chiamiamo l'organo. Ci fai sentire qualcosa, Peter? Abbiamo tutti i nastri del signor Vlasov qui. Si sieda, signor Vlasov. Vuole fargli dire qualcosa in particolare? Sì, ma prima digli come funziona. Il principio è abbastanza semplice. Le corde vocali umane possono emettere 50 suoni differenti che insieme compongono la parola. Noi separiamo questi suoni e poi li rimettiamo insieme, creando la voce che ci interessa. Tecnicamente è un po' più complicato. La Bibbia ci insegna che il primo agente segreto della storia del mondo si camuffò da serpente per indurre Eva ad assaggiare la mela. Che macchinetta, eh? Molto ingegnosa. L'abbiamo anche noi uguale. Lo so. Questo è Aram Atamian, uno dei nostri esperti tuttofare. Ha lavorato su una foto che voglio farle vedere. Si sieda. Vai. Si ricorda? Certo. È Philip Boyle dell'Intelligence Service. Ci siamo visti qualche volta in Turchia, 2 o 3 anni fa, ai tempi dell'ambasciata di Ankara. Mi sembrava quel che si dice un gran bravo ragazzo. Sapeva che è stato lui a darci il suo nome come recluta eventuale? Boyle dice che questa foto è stata presa il 17 luglio del 67 in Turchia, vicino al confine russo. Scusa, Ram, tu sei turco, non è vero? Armeno, signor Davis, ma sono cresciuto in Turchia. Ah, sì, giusto. E tu lo conosci questo posto pressappoco? Sì, certo. I miei mi portavano spesso in gita a vedere il monte Ararat. È una specie di luogo sacro per noi armeni. E questo qui, sul fondo. È alto 5.127 metri. È qui che Noè si è fermato con l'arca. Già. Se avesse saputo di essere il capostipite della Marina Sovietica avrebbe scelto un'altra montagna. Dunque, dicevamo, questa foto è stata scattata in Turchia nel 1967, dico bene? Esatto. Allora adesso le faccio vedere qualcosa di straordinario. Dammi l'ingrandimento di questa parte. Bisogna tenere presente che la cima in questa fotografia è a sinistra. Va bene, Tom? Questo è il monte Ararat come lo si vede dalla parte turca. E qui la cima è a destra. Nel qual caso questa foto non può essere stata presa in Turchia, come dice lei. Infatti, questa è la stessa inquadratura che i sovietici usano nei loro dépliant pubblicitari e la cima è a sinistra.
La sua memoria diventa balorda, compagno. Lei non ha conosciuto Boyle in Turchia, l'ha conosciuto nell'Unione Sovietica. E che cosa faceva Philip Boyle, l'uomo numero 2 dell'Intelligence Service, assieme a lei nell'Unione Sovietica? Perché non lo chiede a Philip Boyle? Ho paura che sia troppo tardi ormai. Boyle è svanito in una nuvola di vodka. È già a Mosca, al sicuro. E questo penso che sia già una risposta esauriente. Ci avete messo 5 anni, lei e Boyle, per sistemare la chiave inglese infernale al punto giusto da buttar dentro all'ingranaggio. E di ruote ne avete fatte saltare parecchie, compagno. Fa passare, Tom. Generale von Streilitz. Sigurd von Nassau. Adolf Schellenberg. Professor Manfred Brunner. Dottor Joachim S. Fritz Bender. Hans Effert. Horst Felsen. De Waal. Lucien Berton. Lei ce li ha fatti passare per traditori. Gente che non aveva una macchia sulla coscienza. Boyle li eliminava e noi scambiavamo degli assassini per dei suicidi. Per caso butto io qualcosa nel vostro ingranaggio, aggiungendo Berger e Lane alla lista. Boyle è preso di contropiede. Non può mettersi in contatto con lei. Avvisa i compari e vuol dare la colpa a Berton, ma gli va male. Se la fa sotto e scappa. E allora, compagno Vlasov, insiste ancora a dire che non è venuto per agire contro gli interessi degli Stati Uniti? Mi pare di aver già risposto a questa domanda di fronte alla macchina della... È giusto, è vero. Lei ha chiesto asilo politico agli Stati Uniti? Sì. L'ha fatto con l'intenzione di agire contro gli interessi degli Stati Uniti? No. Menzogna numero 1. E la macchina se ne accorge. La mia azione non è diretta contro gli Stati Uniti. È diretta contro i tiranni che governano il mio paese. Io amo il mio paese. Ancora una volta? Menzogna numero 2, quella del grande patriota deluso. Lei sapeva che l'avremmo scoperta. Perciò aveva costruito per noi tutto il fallimento della sua carriera. Una prima menzogna e poi subito una seconda. Le due insieme sarebbero sembrate una sola. È stato più furbo della macchina, compagno. Fine della visita. Per lei, almeno. Al suo album le mancano ancora 2 ritratti per completarlo, signor Davis. Ah sì? E quali? Il mio e il suo. Lo so. Sei mesi più tardi, ad un posto di frontiera tra la Germania federale e la Germania Est, all'Alba. Felice di vederla, Berton. Anch'io.
Va meglio? Sì, abbastanza. La ringrazio di avermi invitato allo spettacolo. Ecco il nostro uomo. Il vostro? Avrei scommesso che avrebbe preso la sedia elettrica. Ho 30 anni almeno. E invece eccovi qua a scambiare Vlasov con uno dei vostri piloti. Non è giusto? Un russo contro un americano. Non c'è proporzione tra i due. No, e chi lo dice? Vlasov per noi non ha più importanza. Ma il pilota può aiutarci a capire come hanno fatto ad abbattere un ricognitore che volava a più di 20.000 metri d'altezza. Ecco l'affare. Oh, mi scusi. Mi ci ero abituato. E ora? Connolly, verifica. È lui. Perché ha dato le dimissioni? Mi hanno trascinato nel fango per 6 mesi e poi assolto in un giorno. Resterò sempre l'uomo dell'affare Berton. Vado via da Parigi. Anch'io lascio Washington. Vado in California. Trasferito? In cerca di lavoro. Lo faranno gran capo dello spionaggio sovietico. Non ci giurerei.
È un uomo finito e lui lo sa. Avrà la sua razione di medaglie e poi lentamente sparirà nel vuoto, nel nulla. E perché? Il loro serpente ha assaggiato il paradiso. Non possono più fidarsi di lui. E non crede anche lei che avrebbero ragione? È una domanda che mi piace. Mille uomini creano il caos, ma 1000 uomini e un capo fanno un esercito. Insomma, che vuole? Che non ci abbandoni. Mi gioco una mano che prima dell'alba avremo una visita al forte da parte del rinnegato. Ho una missione da compiere. Senta, Maggiore, quando vuole mentire cerchi qualcosa di più valido. No, non voglio con questo farle un rimprovero, sono sicuro che lei avrà le sue ragioni, ma qui ci sono delle donne, dei civili. Io. Vede, Maggiore, lei mi è profondamente antipatico per quella sua perenne espressione feroce, ma devo riconoscere che è l'unica persona in condizioni di tirarci fuori da questo pasticcio. E io non la lascerò andare via. Si levi di mezzo. No, Maggiore. Lei non sparerà. E meno ancora contro un uomo disarmato. Ha indosso una divisa, lei. D'accordo. La allontanerò dalla mia strada a pugni, allora. Non posso fare a pugni contro un uomo in divisa. Troppo ingenuo per essere un ufficiale delle giubbe rosse.